Io sono Antonio Biasi, sono il responsabile del settore regolamentazione e tutela del mercato e con la Camera di Commercio di Treviso Belluno stiamo portando avanti il progetto IT4. Nell'ambito di questo progetto l'obiettivo è quello di realizzare un portale per il legno veneto. Il portale è già attivo da gennaio, si chiama appunto portale legnoveneto.it. Vi invito a cliccare e visitarlo. Allora, il portale ha l'obiettivo di unire la compravendita di acquisti e vendita di legname nella regione del Veneto. I nostri target sono da un lato gli enti pubblici proprietari e anche le regole che potranno appunto mettere le loro aste e svilupparle in formato digitale. Dall'altro lato, sempre il nostro utente sono le imprese del settore forestale e anche i privati cittadini che possono gratuitamente, le imprese già da ora, inserire i loro annunci di prodotti del legno che vogliono eventualmente vendere e visualizzare sul portale. Entrambi, sia i comuni, le regole che le imprese, hanno la possibilità di fare tutte queste attività in maniera gratuita. I primi 6 mesi del portale ci dicono che ci sono dati incoraggianti in questo lavoro che stiamo portando avanti, perché ci sono più di 11.000 visualizzazioni, 605 utenti unici e ad oggi abbiamo già 110 imprese iscritte al portale.